Benissimo, guardate quanto pubblico. Ma la vedi? Ma chi Guarda, vede? Non c'è la nessuno. signora Pupillo. Signora, come sta? Ma poi si cognomi, da dove ti La riesci? signora che è vicino alla signora saluta. Ciao, saluta, ciao, saluta, ciao. Benissimo. Vorrei Non lo so. ridere. Niente, oggi diciamo Attento che... al dito. No, non ti preoccupare. Oggi diciamo Dolce Gabbana Sì. è un marchio che possiamo dire tanto, non gliela facciamo noi la Famosissimo. pubblicità. Ora si sono inventati delle nuove cose per la mattina presto. Ah, e che cosa? In I che cornetti, senso? briochine, le nuove colazioni di Ma scusa, di Dolce Dolce Gabbana. Gabbana Le è- nuove ma collezioni che per la c'entra? colazione. Ma che c'entra? Dolce Gabbana, quello è un brand Ma internazionale. hanno detto che hanno fatto la nuova colazione. Ma le nuove collezioni, ma che c'entra? ho capito, la nuova collezione di Dolce Gabbana, se si vedono un Ma bar che su, i cornetti di Dolce Gabbana, esatto, ragazzi. queste. Allora io ho voluto dedicare la puntata alla colazione. A Dolce Gabbana. Alla colazione. Cioè io non ce la Allora, faccio più, ragazzi, allora, veramente, non se ne siccome può. noi siamo purtroppo presi dal tempo che ci prende, il tempo che ci fa, Sì. noi abbiamo preparato le basi. Le dovevamo basi, preparare le che basi ce l'abbiamo la crema preparata. pasticcera. La crema La crema pasticcera. pasticcera alla cioccolata, penso che tu la voglia assaggiare. Non so La perché crema qualcosa me lo dice. pasticcera alla cioccolata, Mi dice quindi è qualcosa che crema la vorrebbe pasticcera. assaggiare, capito? Che questa, voi lo sapevate che la crema pasticcera è la crema pasticcera col cacao. Cioè scioccante, è la stessa cosa. Sì. Solo che è marrone. Pazzesco. Sì. Com'è? Però no, Com'è? Ecco. buonissima. Ecco, hai visto? Bravo. L'ho anticipata io perché dice quella invece senti l'hai bianca. assaggiata, quella l'hai assaggiata. Ma quando l'ho assaggiata? Vergogna. Quando l'ho assaggiata? Prima di iniziare Non la è puntata, vero, non è vero. Quando l'avrei assaggiata? Band Dai. of Salt. Non l'ho assaggiata, anzi sbrichiamoci che ho fame. Lo dico alla mia Sono camera. a digiuno. Band of Salt. Sai che vuol dire? No. Bottare sale. In inglese ce l'ho detto. Prima di tutto scemo, devo salutare la mia camera. Ciao Attaccavo, camera. tutte le Ora camere. devo salutare la camera di Desiree, poi la camera centrale che mi lega Poi c'è un rapporto la Piccinita, imperfetto. saluta Mi perdoni, Piccinita. mi perdoni. Mi ne vado? Anica! La Piccinita, la centralina che è adorabile. Cioè, Ti la amo. piccerina, secondo lui perché la piccerina? Io lo devo spiegare Perché a casa. è nata non lo dopo. capisco. No, perché poi anche rispetto alle altre telecamere è poco più piccolina, no? la Piccinita. Fisicamente, io non ci mise la piccerina. È cioè, la centralina, è una cosa bellissima. Vabbè. Allora, cominciamo col preparare i panini, le brioche, perché faremo sì. iris, Mamma mia, iris. cornetti Che devo dire? Che e cosa gli devo sweet dire? finger. Sweet finger. Che Sarebbero cosa dita sono? dolci. E poi te Ah, lo quindi faccio una vedere. cosa tipo una specie Te lo faccio vedere, te lo faccio vedere. dito. Cominciamo a fare le briochine per fare la iris. Lo sai che a Palermo l'iris è pure femminile? Mi dai una iris? No, l'iris, Ti dai, giuro, da noi è maschile. pure femminile come l'arancina. Allora, quindi Allora, questo è un Dolce impasto- Gabbana a parte Esatto. e collezione facciamo le colazioni. Questo è l'impasto della brioche, si chiama brioche, poi gli ingredienti li vedrete a fine Ma trasmissione. la brioche quindi è per Oh, fare cosa? L'iris? Sì, allora questo impasto si chiama brioche, c'è l'impasto brioche e l'impasto mezza brioche. La mezza brioche lo usiamo per la rosticceria, questa per fare cornet, per Poi fare è mezza dose la mezza brioche, ragazzi, esatto. quindi la stessa dose Brava, però mezza. brava, più o meno. Giusto? E abbiamo fatto queste palline Giusto, qui, brava. Era per prenderti in Brava, giro, invece ecco. no. Vabbè. Facciamo così. No, che poi è vero. È vero. Facciamo queste palline così e li andiamo a mettere in forns. Sì, in forns. in forno, quindi in pratica Esatto. sono dei panini e poi metti la cosa. Cioè, ora Poi ti vediamo come faccio si fanno vedere, gli ti faccio iris, vedere ora così. vediamo. Abbiamo fatto questi panini. Quindi si così. possono fare anche a casa gli iris. Si fa. volendo. Certo! Va bene, ma stai calmo. Sta così. È un po' la voce di Ti ricordi mia. la puntata scorsa che ti ho regalato una bella borsa? Mia mamma gli ha regalato una bella borsa, la borsa di Luigi Vittone, ma le è piaciuta tantissimo. Quanto è scemo, Ah, Vittorio. scusami! Che è? Ci siamo No, dimenticati della cos'è, camera una cosa dall'alto. mistica, che cos'è? Perdonaci, non ti abbiamo dimenticato. Ma Allora, chi ti sei dimenticato? la camera dall'alto. Non c'è speranza, ragazzi. E non allora ce n'è facciamo speranza. così. Queste le facciamo che dobbiamo fare vedere cosa abbiamo fatto. Prendiamo Sì, la teglia e con la teglia sì. li mettiamo qui, qui, qui
E qui? E li facciamo lievitare. Ah, li facciamo lievitare. Certo, perché devono lievitare. Ma Nel questa quindi frattempo, non era lievitata questa pasta? nel frattempo ti faccio vedere il risultato. Queste sono le brioche con cui E che andremo a cos'è? fare le iris. Gli iris. Le iris. Vabbè, le iris. Scriveteci. Dopodiché sotto i commenti. facciamo le una iris cosa. o iris? Dopodiché facciamo una cosa, ci prepariamo invece a fare gli sweet finger. Sweet finger. Che devono lievitare e tu devi fare così, guarda. Dai, fammi fare uno sweet finger. Prendi Io ce l'ho. quello. Bello sweet finger. Mettici un poco di Nutella. Camera centrale, così non si può andare avanti. È vergognoso. Camera centrale, mettici un po' di Nutella. Io lo metterei sul serio, io lo metterei, guarda. Mettici un po' di Nutella. Mettici un po' di Nutella. Sweet finger. Sweet finger. Vabbè. Allora facciamo così, guarda. Voglio muovere. Ai, ai, ai. Non ce la facciamo stavolta. Stavolta non ce la facciamo. Qui ci metti già la Nutella. Piano. Mi fa male. Ti fa male. Ai. Gesù. Sweet finger. La sweet finger. Giustamente per chi non lo sapesse, sweet vuol dire dolce, ma lo sapete tutti, e finger è dito. Dito. Per cui noi andiamo a fare gli sweet finger e lei mi ha fatto vedere che c'aveva il dito per metterlo nella cioccolata. Vabbè. Voglio morire. Allora, quindi. E allora cosa stai facciamo facendo? questo, guarda, sto facendo Questo questo. che impasto è? Che mi Questo è pare l'impasto della confondere. brioche, l'impasto della Questa è brioche, sempre brioche o quello. mezza brioche? Brioche, O un brioche, quarto? brioche. Brioche questo è, non ci Questo è confondiamo. brioche. Ora guarda. Brioche. C'è una teglia Sì. lì sotto, me la prendi? Dove? Qua, guarda, qua. E dice che il poco serio sono io, si è messa a ridere, mi ha fatto vedere, e il poco serio sono io nella trasmissione. Dice che sono io quello che... Questa? Sì, Che stavi dicendo, scusa? niente, stavo dicendo che veramente sei... No, qua, guarda. Insomma, ho detto la teglia. Questa... Oggi non ce ne usciamo, secondo me. Aspetta, aspetta. Santa Madre te voi fate! Basta, non la voglio più fare questa trasmissione. No, basta, ragazzi, basta. Non fa per me, basta. No, basta. Allora, quindi, Allora, guarda che facciamo adesso. Adesso facciamo le così. dita. Facciamo così. Aspetta, vediamo la Così. misura. Facciamo così, guarda. Uno. Lo mettiamo qua. Due. Lo mettiamo qua. Tre. Lo mettiamo qua. Sono delle dita un po' così Un po' strane. gessate. Un po' steccate. Così e così. Così. Voglio morire, ragazzi. Allora, Così. sweet finger, quindi abbiamo fatto questo impasto brioche Sì. e stiamo facendo come dei rettangolini stretti e lunghi, giusto? Brava, proprio così, brava, dei rettangolini stretti e lunghi. Ecco qua. Gesù. Allora, lo voglio fatto con la Nutella, lo sweet finger. Li Non mi faremo con interessa Nutella e con cosa ricotta, prevede sai? la ricetta. Li faremo con Nutella e con ricotta. Dici che bastano tanti? Ma falli, dai. E vabbè, però Poi ci dicono che li buttiamo le cose da mangiare. c'è questo pericolo. Proprio qui Dillo, c'è questo racconta, pericolo. dai. Racconta, la signora qua, voi non sapete quello che fa a telecamere spente. Io a telecamere Non ne spente. avete l'idea. No, non è vero. Ci sono tutti i nostri meravigliosi operatori. qui Sì, che- sì, operatori dell'operapia. Cosa? Va bene, questi io li vado a mettere e li faccio lievitare. E li fai lievitare. E abbiamo già Due fatto preparazioni. due preparazioni che devono lievitare. Che facciamo? Fai la terza Questi o vado a andiamo agli mettere. iris? No, ora andiamo a completare le iris. Gli iris.
le iris. Vabbè, Ognuno col suo dialetto. Avanti. Bene, mi dai questo spelucchino sì, e andiamo a facciamo? comporre le iris. Iris. Guarda, facciamo un taglio così. Stammi attenta, stammi. Ah, ma pazzesco, lo svuoti dentro? Facciamo così. C'è una forchettina, me la dai una forchettina, me la dai una forchettina, quella piccolina. Questo qui lo mettiamo qua perché è importante. E cominciamo, guarda, a grattare dentro. Dai, pazzesco. E cominciamo a grattare Ma dentro. lo posso fare io secondo te? Certo che lo puoi Col dito fare, così? certo. Aspetta, tu dovresti fare con sweet finger. Sweet finger, la mia ricetta. L'importante è che non la buchi. Mi prometti che non la buchi? Promesso. Guarda il lavoro, guarda, devi scarnificare fino alla Non mi parete. fammi concentrare, non mi fare distrarre, dai. Esatto. Ora la colpa è mia, eh? Mi parla Io nelle mani. quando mi dici queste cose non posso fare altro che pensare a mia madre. Guarda. Che dice la mamma? La mamma, siccome gli ha comprato la borsa Ancora? di quella che vi ho detto prima, Non lo sai dire, dai. sì, dillo bene. Luigi Vittone, e poi sì, vabbè, gli ha comprato pure una camicia dolce e gelati. Ma chi è Dolce Gelati? DG dolce e gelati. Che è la pasticceria, ragazzi, dolce gelato. Dolce e gelati, questa la mettiamo Non se ne qua. può, non se ne Questa può. la mettiamo qua, vedi? Quindi l'ho andata a svuotare dentro, Sì, ma pazzesco. ma no, col culo della forchetta. Ecco, no, Con questo? così. Devi andare di lato. Ma la regia mi sta riprendendo secondo te? Spero di no. Regia? Guarda, Mi guarda, stai amore, riprendendo? se non mi guardi, guarda, vedi? Perché ho visto. Devi andare così Allora, a giro, senza rompere, come senza ti sembra? Dimmi solo come ti sembra. metti il dito dentro e vedi se è abbastanza svuotata. Ma lo posso svuotare col dito, Certo. no? Certo. Viene bene col Certo. dito. Sì, posso svuotarlo col dito? No, No. devi sentire col dito se è vuota dentro. Tutta vuota? Vedi che stiamo andando, vedi? Vedi, si sente, ce n'è ancora un poco, via. Qua gli facciamo un segnale perché questo sarà quello migliore di tutti. Certo, faccio un segnale, mi raccomando. E questo di qua. Allora, come ti sembra? Benissimo. Metti il dito? Dai. Mamma mia, Com'è? ancora un altro pochino Ancora un altro dovresti po'? scarnarla, sì, Un perché altro sennò il riempimento non si riempie. E tu vuoi là. Questa mollica che noi stiamo togliendo, fatta seccare bene qualche la giorno, mollica. la puoi grattugiare e può diventare un crumble dolce. Un crumble dolce. Un crumble dolce. Pazzesco. Che Quante puoi cose mettere puoi in fare col tante crumble pietanze. dolce? È vero o no? Ok. Ridono qua. Ce la siamo ridono, fatta. si prendono la libertà di Ok. ridere. Allora, questo l'ho fatto. Perfetto. Guarda, veramente. Adesso facciamo una cosa, mi dai un attimo, mi serve un attrezzo. Che è Cambiami questo. A te, no, non mi no, è no, venuto no, tanto ognuno bene. deve essere il suo, l'hai Dai, spaccato. dammi il tuo. L'hai visto? No, l'hai visto che l'hai spaccato, Che vero? ci fa? Ci fa, in frittura potrebbe creare problemi. Però tu sei brava, per cui non cambiarlo perché lo vero esce, se no, dove l'hai messo? Esce sul serio. Cosa ho fatto? Non ho fatto Quello niente. tuo devi mettere qua. E questo è quello. No, se l'hai cambiato la brioche che è questa, perfetto. Se no poi il tappo non corrisponde, capito? Ah, ok, il tappo non corrisponde. Già sono distratto. Se non corrisponde il tappo è un E allora, problema. ne facciamo la prima, dammi un cucchiaino, Sì. ci vorrebbe il sacco a posce ma mi secca, la prima la facciamo con la crema gialla, Crema gialla, che voi chiamate crema bianca, io lo faccio con la crema pasticcera, quella che fate voi è crema di latte, io faccio la pasticcera. Io come lo faccio il mio secondo Guarda, te? guarda, Dammi un consiglio. Allora fai alla cioccolata, No, non mi piace crema bianca. allora lo fai crema bianca. Ne facciamo 2 crema bianca, visto? L'abbiamo riempito. Quindi tutto a riempire. Abbondantemente perché si deve sentire e andiamo a mettere il tappo cercando di metterlo per come l'abbiamo levato, vedi? Così e voilà. Io la faccio alla cioccolata, no, ma questa è Nutella però, Si può fare anche Nutella? no dai, no, sarebbe un poco ciocciosa. Sai che li faceva mio nonno questi, lo sai? Certo, l'ho conosciuto tuo nonno, A grande scuola Si sta pasticcere. disperando a quest'ora. Eh? Si starà disperando. Certo, dice, ma no. Questa è con la crema alla cioccolata. Allora, Mi chiedo perché non abbiamo i cucchiaini, non me lo chiedo. ma che ne non ce so? l'abbiamo. Non ci sono?
e lo devo fare con la forchetta. Allora, bello pieno, eh? Sì, mi raccomando, però non spaccarlo. No, lo sto spaccando. Non lo spaccare. Come Ecco, fai a capire che è pieno? lo senti dal peso, no? È pieno. Ok. E anche questa è fatta. E metto Mettiamo questo, il suo giusto? tappo. Più o meno dovrebbe Non è essere venuto così. granché il mio tappo. E non ti preoccupare tanto. A posto. Come ti sembra? Va bene, dai, questo lo togliamo. Così. Allora. Però prima di riempire quello con la ricotta, mandiamo i consigli per i consigli. Dillo tu, dillo tu. Consigli per i consigli. Torniamo tra Anzi, dillo così, pochissimo. consigli per i consilis. Consilis per i consilis. Ecco, adesso riempiamo quella con la ricotta. Con la ricotta. Che non è molto vostra. Perché? Perché qui non la trovo mai, a Catania, quella di ricotta. Alcune pasticcerie lo fanno, ma devo dirti pochissime. che sì, pochissime. Mentre a Palermo, tu sapevate voi che a Palermo l'iris è solo con la ricotta? Ma veramente, sai che non lo sapevo? Solo con Solo con la ricotta. ricotta. E Invece noi l'iris si bianco fa e in due modi, cioccolato. o così con la brioche, come stai vedendo Sì. qui, o direttamente con l'impasto. Anche con l'impasto. Sì, te la potrei fare vedere, però non abbiamo il tempo di lievitare. Vabbè, Però dai, te la faccio vedere, mi va di fartela vedere? va bene, va bene. Mi va, mi va. Allora, Qua tappiamo, tappino. guarda come lo metto preciso. Anche il mio è preciso, Sì, perché? preciso, perfetto. Ecco qua, ora facciamo, dobbiamo fare la lega. La lega che serve a poter panare la iris. E allora, mi dai un cucchiaio, Madonna? Sì, ecco. Perfetto, grazie. 1, 2, 3 e 4. Ok. Possiamo togliere, grazie, Madonna. E cominciamo a fare questa operazione, guarda. No, lascialo, fa da planetaria, guarda, bene. Va da sé, guarda che carino, così. Aspetta, non me ne serve ancora. Questa è una pastella per fare le fritture. Quindi acqua e farina? E basta. E basta? E questa si chiama lega. Lega, Movimento 5 Stelle? Brava, bella, me l'aspettavo questa. Me l'aspettavo questa. Cioè, per par condicio, diciamo, anche tutti gli altri partiti. Poi E cosa c'è pure PD. PD. Lo sai che vuol dire PD? PD cosa vuol dire? PD di sti fessari, come fa? Come fa? Ancora dell'acqua. Madonna. Ancora? Sì, aspetti che qui si è Ci bagnato. penso io. Se me la versi, te lo dico io, basta, versamela a filo. Vai, vai. Va bene, va bene. Ecco qui, la nostra lega è pronta. Ora, cosa andiamo a fare noi? Guarda, ti faccio vedere. No, Poi? così. Guarda, e saluta la mia mamma ogni tanto. Ma che dai. devo salutare? Ma chi la conosce? Sai come chi la tua conosce? Ma chi la conosce? Ancora chi la conosce? Ma non la conosco, Ancora ragazzi, chi la ma la conosce? smetti con questa storia. Ancora chi la conosce? Smettila, che mio marito ci guarda da casa, smettila. Ah, mi hai tradito già. Ma no, mio marito lo sanno tutti, io sono sposata. che sei c'entra? sposata Non con me lo sanno te. tutti. Ma quando mai? Lo sanno tutti che sono sposata con lei. Tua mamma, Dai, con tua 8.600 suocera, euro. tua suocera. Neanche un regalo ai bambini ha fatto. No, non è vero, non è Niente. vero perché alle gemelline gli ha comprato la macchinetta. Vero? Gli ha preso la macchinetta da caffè e le bambine si fanno un caffè. Vabbè, pizzichiamo con un Senti, questa tantino è di sale. mollica, proprio pangrattato? Sì, un tantino di sale glielo pizzichiamo così e procediamo in questo modo. Pangrattato. Questa è quella con la Mia. crema gialla. Questa è quella mia. La facciamo così. Mi dai una forchetta e un cucchiaio? Forchetta e cucchiaio, attenzione. Merci stiamo beaucoup, non mi voglio sporcare, che si fa con le mani preparando sto lavoro. gli iris. Facciamo colare Guardate un che pochino. meraviglia, abbiamo fatto questa pastella con farina e acqua fino a ottenere questa Mettiamo qua, così. consistenza tipica della E pastella. facciamo così, guarda. Pangrattato e un po' di sale. Pizzico di sale. Pizzico per di dare- sale. Spettacolo. E qui abbiamo la prima iris. Mi avvicini il piatto quello là? Ok.
Questa è pronta da friggere, Sì, giusto? andiamo. Poi, allora, passiamo a quello al cioccolato. Sì, allora. Facciamo così. Voilà. Lo sai perché sto facendo questo lavoro? Siccome è un po' sporco di cioccolato fuori, mi va a sporcare tutta la pastella e non voglio. Ah, quindi non la giri, va No, bene. faccio così, guarda, faccio così. Metto qua, ripasso il pangrattato, Sì. giro così, metto così e guarda come si fa, questo l'ho imparato qui in Catania. Come? Come distinguiamo che quello è il cioccolato? Ah, si fa quella cosina là, vero? Facciamo così. Questo è il cioccolato. E questo è il Che cioccolato. io non l'ho mai capito poi la distinzione tra quello al cioccolato e quello bianco, però vabbè. Cioè. No, non ridere. Cioè, nel senso, poi non te lo scordi. Scusa. No, non torna, posso tornare. dai. Perché me l'hai chiesto tu, Dani? Daniela, perché me l'hai chiesto tu, camera centrale, camera Scusa, dall'alto? Ma perché te ne sei andato? Niente. Se poi te lo scordi tu, Non qual me era? lo scordo, Quello non me lo così, scordo. stai lì a dire, aspetta, questo qual era? Quello bianco o quello Questo è cioccolato? pure bianco, quello che hai fatto tu. E poi alla fine te li devi mangiare tutti e due, che lo apri, Questo c'è è ormai quello che hai tagliato, fatto che tu. faccio? Lo lascio? E facciamo così, guarda. Questo è il mio. Adesso facciamo, posso fare un cuore? No, questo si fa, l'abbiamo già fatto con la crema ed è quello senza Sì, ma poi nessun si confonde segnale. col tuo. No, è senza... non c'entra Che c'è? niente. Cosa non c'entra niente? Il fatto che sia mio, che sia tuo, tanto. Il mio è migliore. Lo so, ma lo sanno tutti, se ne parla di questa cosa. Sai che ne parlano in giro? Lo so. Dice l'Iris di Desiree, di l'avete Desiree è visto, era un'altra scioccante. cosa, era scioccante, una cosa impressionante, nulla tenente, insimpatizzante, Che sto dicendo? coquatante. E ora facciamo quella Faccio un con la segnale? ricotta. No, senza segnale, no, se no mi senza fai segnale. perdere veramente. E questa è quella con la ricotta. Detto ciò, sai che farei io adesso? Li friggiamo. No, prima facciamo partire bene bene l'olio perché ancora è basso e poi dobbiamo preparare i cornetti. E poi che facciamo? Iris, cornetti e poi qual è la terza? L'abbiamo fatto, no? Ah, cos'era? Aspetta. Iris, cornetti e i sweet finger. Ah, i sweet finger, vero, vero. Sweet finger. Sweet finger. Ok. Mettiamolo qua, questo. Questo è quello con la ricotta e facciamo questo segnale, guarda. Con la ricotta facciamo così. Una strisciolina. Ricotta strisciolina. Però lo metto qua perché non mi Non ci c'entra e entra. preferisco posarlo qua. Va bene. E allora qui sto stendendo la sfoglia che abbiamo fatto prima. Sì. Sempre l'abbiamo fatto vedere. Perché poi vi farò, ho detto che faremo un tutorial. Regista, lo facciamo un tutorial di come si fa la Dai, sfoglia? facciamo un tutorial, lo faccio io. Ah, Reggi? Ok. Va bene, faremo un tutorial di come si fa la sfoglia. Per fare i cornetti, per fare i biscotti di sfoglia. tutto. Per fare. Ti ricordi quando abbiamo fatto le sfogliatelle con le mele? Sì, Con la stessa pacchetta. quella. Va bene. Tiriamo la sfoglia così, va bene, la allarghiamo un attimino. Così. Ecco fatto. Dobbiamo purtroppo togliere questa, ma la utilizziamo sempre. Intanto la mettiamo qui. sì. Capito? E facciamo ora, c'è uno sprocchio, ma va sprocchio. Mamma mia, l'angoscia. Sprocchio, va. L'angoscia. E cominciamo a fare questo taglio, guarda. Che taglio è? 1, 2, Che cos'è Tre. questi? Dei triangoli. Triangoli fai. sì, i cornetti, Gioia. Ah, l'ho visto fare sul web. Fai triangoli e poi li giri e diventano cornetti. Pazzesca Brava. questa cosa, dai. Allora, il primo lo facciamo con la crema pasticcera. bianca. Lo facciamo così, vedi? Mettiamo questo, allarghiamo questo, guarda, chiudiamo. Stringiamo, c'è troppa farina, abbiamo messo troppa farina, ma non ce ne frega niente. Cominciamo ad arrotolare, No, tira pazzesco, così. vero, è un cornetto. Tira. E qua c'è il cornetto. Pazzesco. Questi in più magari li leviamo. Cioè, ma ti rendi E lì, conto? guarda, aspetta. È un cornetto. È un cornetto, Gio, capisci? È un cornetto. E lo mettiamo qua. Vuoi che lo faccio io? E uno? questo è con la crema gialla. Gialla.
Adesso lo facciamo con la marmellata, dai, Sì, fallo. io lo faccio con la marmellata. Qua è la marmellata. Io mi voglio mantenere Dai. leggera. Dov'è il Non cucchiaino? abbiamo, sai, non abbiamo un cucchiaino. Lo faccio col cucchiaio, basta. Usiamo un cucchiaio, va bene. Utilizzo un cucchiaio. Prendi Allora, la quantità giusta. va bene così? Sì. Va bene? Ma no, troppa. Questa va benissimo. Mettila al centro. Ora chiudi e schiaccia. Chiudi, schiaccia i bordi. No, questi. Richiudi dentro. Vai, insomma. Dai, ce l'abbiamo fatta. Pare piatoso, ma ce l'abbiamo fatta, dai. Pazzesco. Perfetto. Guarda, Chiudi, fai la forma del cornetto. Chiudi, qui così lo chiudiamo, qui così lo chiudiamo e lo mettiamo in teglia qui. Ora, come lo riconosciamo che è con la marmellata? Li mangiamo, li assaggiamo Ce tutti. l'andiamo a sporcare così. No. Così sappiamo Questo, che questo è con la marmellata. Poi, Poi lo facciamo adesso con la ricotta. certo, Con la ricotta, ecco qua. Mettiamo la ricotta, chiudiamo, schiacciamo e andiamo a chiudere così. Io volevo rivolgermi ai pasticceri, il mio non Sì. vuole essere fare il pasticcere. Mi diverte e lo faccio, ma so che la pasticceria è un'altra disciplina. va è bene, un'altra- ma poi noi diamo un'altra dei suggerimenti a discussione casa, no? completamente. È così, per divertirsi a casa un Certo. pochino, capito? E questo lo facciamo con... Scusa, sei sporco di ricotta, che Dove? c'hai? Così. Sì, ricotta, Vabbè. scusate. Non me l'aspettavo. Perdonate, mi sono sporcato di ricotta. Scusate, è tutto sporco perché non abbiamo le posate. Noi Che è perché stato non le questo? abbiamo? Non lo so. Tu sei stato. Sì, è caduto, ma perché non abbiamo le posate, capito? Ci sarà sicuramente pasticceri diranno ma che sta facendo? Però No, ma non alla c'entra. fine è una cosa Ma carinissima. noi facciamo una cosa per dare suggerimenti a casa, E no? questo con la cioccolata ci sporchiamo il dito di cioccolato e facciamo così. Chi vuole E fare le andiamo a mettere le colazioni, in per esempio, a lievitazione. casa, no? E stanno E stanno lievitando. lievitando. Nel frattempo ci andiamo a controllare che l'olio it's ready. Desiree, Pronti? prendi il piatto. Dai, pronti. E come sapevi che era questo? E che ne so, era qua, era l'unico Perché ci siamo piatto. preparati prima e lei fa capire che è brava. Ma non lo dire, Ci eravamo scusa. preparati Ma prima. non lo Se no dire. doveva dire quale piatto. Se l'italiano non è una matematica, che opinione è? Scusami, Ma che c'entra, Sì, scusa, che non c'entra. lo dire, no? Quando ci Vabbè. vuole, ci vuole. Non sa Cusciamo. fare televisione, non ce la fa, niente. Prima Iris. Iris, questo che gusto è? Questa è con crema gialla. Crema gialla. Questa è cioccolata. Cioccolata. Però ti comunico che possiamo assaggiarle domani. Queste. Perché domani Che sono t'abbanchi calde? No, con va bene, nel questo. frattempo assaggiamo i finger. Questa è con la ricotta. Questo è con la ricotta. Ricotta.
E questa è E questo è un altro crema bianca. crema bianca. Mm. E voilà. Bene, Così. allora, quindi ne mettiamo qua. nel Ancora ne frattempo- manca uno e manca il terzo piatto. Terzo Leviamo intanto piatto. la Nutella, Cornettini, spostiamo. la Nutella non ci serve Questa più. la spostiamo pure. La granella non ci Questa serve la spostiamo più. pure. E andiamo a prendere i cornettini in I forno. cornettini in forno. I nostri cornettini. Come sono venuti? No, ce li ho messi io. No, dico, come sono venuti? Pensavo che venivano da soli. Eccoli qua. I nostri Guarda cornettini. che carini. Gli Allora, diamo- allora, guarda, il primo la cioccolata si vede, il secondo è con ricotta, il Cioccolata. terzo è con la crema e il quarto E con questo marmellata. avevamo messo la E marmellata, gli diamo vero? a tutti una bella spolverata gli di diamo una bella spolverata zucchero di zucchero zuccherato E voilà, mettilo là. e siamo pronti. E quindi adesso che facciamo? Dobbiamo assaggiare Esatto, dobbiamo assaggiare. Ma come assaggiamo? con le mani. Io ti consiglierei, se tu mi ascolti, cominciamo con il finger. Finger, va bene. Sì, ti prendo un tovagliolo. Me la spalmi un po' di Nutella. Qua. Buono. Buono. È familiare. Sweet finger. Finger. Dai, metti la Nutella. Sì, sì. No. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Sweet finger, ragazzi. Quanto è scemo. C'è la plastica, quindi poi si può togliere. Camera mia, io ho messo veramente la Nutella, non so se l'hai visto. Camera centrale, ti voglio dire che se non ti ho parlato oggi è perché sono stato distratto, ma ti voglio bene. È offesa la Permetti un attimo, camerina. permetti un attimo. Amica! La camera piccola. Come sono i Amica. finger? Buoni. Sweet finger. Poi passiamo al cornetto, che dici? Così nel frattempo l'iris si raffredda. dici? Certo, certo. Quale vuoi assaggiare? Cioccolata, crema di ricotta, crema gialla o marmellata? Io lo gradirei marmellata per mantenermi sul leggero. Dai. Che c'è? Non ho mangiato oggi. No, tieni. Per venire qua. No, tieni, no. Ah, Eh, fa fare anche i cornetti, capito? Che uno dice se ne va un attimo al bar e se lo compra. No, aspetta, li faccio io. aspetta. Buono. Quale apriamo? Allora, io voglio... Ricotta, crema bianca. Perché lo assaggi con la ricotta che non l'hai mai assaggiato? Con la ricotta, dai, va bene, ci sto. Dai, senti la crocchetà, senti. Buonissimo anche il cornetto. No, niente, ragazzi, ciao. Guarda, guarda, guarda. C'è la bontà proprio. È caldo ancora, Troppo per questo caldo? la crema Faccio è un pizzico ancora... di lato. Sente, Sente, Ho preso un pezzo di croccante. E con questo Chiudiamo? assaggio chiudiamo. Viva la Iris, viva il finger. sweet finger con la Nutella. Ciao! Buonissimo. Le colazioni. Iris con crema gialla, iris al cioccolato, iris alla ricotta. Per l'impasto, per le brioche da fare, per le iris, 500 g di farina 00, 25 g di lievito di birra, 50 g di olio di semi, 50 g di zucchero, 10 g di sale e un bustino di vaniglia o se avete alla bacca. Per la crema pasticcera e al cioccolato, 500 ml di latte, 6 tuorli medi, 150 g di zucchero, 30 di farina, 20 g di fecola di patata o maizena e vaniglia in busta o bacca. Per la crema al cioccolato bisogna aggiungere alla crema pasticcera 4 cucchiai di cacao amaro. Cornetti per la pasta sfoglia. 500 g di farina 0, 25 g di lievito, 50 g di olio di semi, 10 g di sale, 50 g di zucchero, 250 g di burro. Un metodo che facilita la preparazione della pasta sfoglia è questo. Stendere l'impasto che abbiamo fatto in più fogli, chiamiamoli fogli. In ogni foglio lo spalmiamo di burro
copriamo con un altro foglio, spalmiamo di burro, copriamo con un altro foglio, spalmiamo di burro finché non finisce il burro e l'impasto. A quel punto lo mettete in frigo, deve stare in frigo a raffreddare, e prima di infornarlo, fare il taglio per i cornetti, lo uscite, lo appiattite con il mattarello, diciamo di 1,5 cm, 2 centimetri, e lo tagliate a triangolo e fate i cornetti come vi ho fatto vedere. Per la crema di ricotta invece facciamo 500 g di ricotta e 175 g di zucchero ben frustata e ben affinata. Dimenticato, per la crema di cioccolato aggiungere 4 cucchiai di cacao amaro alla crema pasticcera.